Apocalisse capitolo 3. Lettera a Chiesa ai Sardi, una chiesa che Roma. A chiesa che strinda la città ai Sardi, scrive questo, a così dice che tiene in mano 7 spiriti di Dio e 7 stelle. Conosco buono tutta l'opera vostra, tutto quanto vi credere nella chiesa viva, quando invece siete nella chiesa morta. Scedatevi e rinforzate la fede che le poche che sono ancora vive, prima che moriranno pure quelle, perché rinde a tutto quello che state facendo. Io non ho trovato nessuna cosa buona innanzi a Dio mio. Ha ricordato come avete accettato che la parola e siete diventati cristiani. E beh, mettetela in pratica e cagnate la vita vostra sana sana, perché se voi continuerete a dormire e non vi scete a ridere, ma ne ragiste essa do voi, come una mariola andrasata, e mi butta a raggia a voi, senza vi far sapere quando. È vero, pure questa cosa. In da città ai Sardi ci stanno certi che non sono chiavacati e veste loro, e saranno proprio chissà che verranno insieme conmigo, tenendo quello che li veste anche loro, perché sono mostrati rigni a me. Quelli che bengono saranno vestiti così, con una veste bianca, e non scastarraggia in nome loro, rinda chi lo libera la vita, e farà già accogliere innanzi al Padre mio, innanzi a tutto l'angelo suo. Chi tengono poche sale rinda e chiocca, sentesse tutte quelle con spirito dice a tutte le chiese. Lettera a chiesa ai Filadelfia. Una chiesa piccerella, ma farella. La chiesa che sta in la città di Filadelfia scrive questo, a così parla chi che è santo, chi che dice solo la verità, chi che tiene in mano sua e chiave di Davide. E quando chi starà alla porta, nessuno sarà capace di inzerrare, e quando inzerrà la porta, nessuno sarà capace di fare aprire. Conosco buono tutta l'opera vostra, pure se la forza vostra è stata piccerella, voi siete stati capaci di mettere in pratica la parola mia e non avete agnato il nome mio. Mo oggi spavranzate innanzi a voi una porta, che nessuno è capace di far inserrare. E bev mannaggia certi che appartengono a quella sinagoga di Satanas, e dicono che loro appartengono al popolo mio. Invece stanno dicendo un cufone fesserie, perché non appartengono al popolo mio. Io farò già per essere innanzi a voi, perché se mettessero la faccia in terra, innanzi ai piedi vostri, e si rendessero conto loro stessi, che io vi ho voluto bene veramente, e che voi siete il popolo mio. E proprio perché voi avete messo in pratica tutta la parola mia che fermezza e costanza, pure io vi metterò già rasate rinda a chi loro la tentazione, che sta per venire in coppa a tutto il mondo, per mettere a prova tutta la gente che sta in coppa tutta la faccia della terra. Io sto per venire in presso, avvicino a te, mantieni fermo tutte quelle che avete avuto, perché nessuno vi ruasse che la corona che tenete in capo. Chi le che bengono metterà già come una colonna rinda il tempio Dio mio, non lo farà mai più asci alla dinda. Io scrivo a raggiungere a loro un nome di mio, e un nome che è la città di mia, che è la Gerusalemme nuova che scende a cielo, avvicino al trono di mio, insieme con un nome nuovo mio, chi è capace di sentire in essere orecchie sue, buone e pezzate, per sentire tutte quelle che lo spirito dice a tutte le chiese. La lettera a chiesa Laodicea, una chiesa che si vanta. La chiesa che sta in la città di Laodicea scrive questo, a così dice il Signore, l'amen, l'attestante farele e verace, o capo di tutte le creature, e Dio. Conosco tutta l'opera vostra, voi non siete né fredde né cavere, a magari voi foste freddo o cavere, ma proprio perché non siete né fredde né cavere, io vi sto per voi magari in da bocca mia. Voi spaccugnate dicendo, noi siamo ricchi, abbiamo fatto assai renare, e proprio perché non ci serve più niente. Non va donate invece che siete uomini falluti, che siete pazienti, ciecate e non dite niente per mettere in quello. Io vi rongo un consiglio, accattato a me l'ora a rifinire dentro il fuoco, se volete diventare ricco veramente. Accattato a me che li veste bianca per vaccumiare e per nascondere il corpo vostro, a nure e chine e vriogna. E accattato pure che la medicina per mettere in dall'occhio, senza vorrete avere buona nata volta. Io a tutti quelli che voglio bene assai, a volte tratto malamente e faccio pure una cazziata, e mando ancora a loro un castigo, perché questo pericolo non state per chi ne affieghenza e cagnate. Sana tutta la vita vostra. Ovvi cani sto vicino alla porta tua e tu su lei. Se qualcuno sente la voce mia e mi rapa la porta, io ve ne raggio dentro la casa sua, e ce ne raggio pure insieme con i sei conmigo. Chi le che bengono e farà già stare vicino a me, con possessa trono mia, proprio come mi ha già bengiuto e mostro assettata vicino al padre mio, con poltrona sua. Chi è capace di sentire, appizzarsi le orecchie sue, per sentire tutte quelle, con spirito dice, a tutte.
e Chiesa.